Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È Franco Carrera, 65enne, la vittima della tragedia che si è consumata durante i festeggiamenti del Santo Patrono a Militelle in Val di Catania. L'uomo sarebbe stato colpito alla testa dal macchinario sparacoriandoli ad aria compressa. Un'automobile ha colpito i tavolini all'aperto di un bar situato di fronte alla celebre scalinata di Santa Maria del Monte a Caltagirone. L'incidente ha causato 7 feriti, fortunatamente con prognosi non superiore ai 30 giorni. Un uomo di 46 anni è deceduto lungo l'autostrada A29 a causa di un improvviso malore. Fortunatamente, nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarlo. Arrestato un cittadino libico per il reato di violenza sessuale a Catania. La Polizia di Stato è intervenuta in piazza Borsellino, dove è stato segnalato un giovane extracomunitario che stava molestando una turista. Ancora un incendio nella zona del castello Utveggio sul Monte Pellegrino, il promontorio che domina Palermo. Da ieri gli uomini della Forestale sono al lavoro per cercare di circoscrivere le fiamme. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.